Uno studente positivo e all'ITIS Fermi scatta l'operazione tamponi rapidi. Coinvolti una classe dell'istituto, 25 alunni in tutto, 7 docenti e un tecnico di laboratorio. Collaborative tutte le famiglie. Tutti i genitori hanno dato il consenso, i ragazzi si sono presentati questa mattina alle ore 11 quando l'ASL aveva dato la convocazione, hanno consegnato il foglio firmato. Risultati confortanti e sospiro di sollievo in tempi rapidissimi. Negativi tutti i test rapidi eseguiti nell'area Covid dell'ITIS Fermi in mattinata dall'ULSS 7. Per i ragazzi fino all'esito del tampone, esonerati dalle lezioni, in partenza la didattica a distanza per scelta di istituto, dato il numero di lezioni di laboratorio previste dal curriculum di studi. Questo è il primo caso. E comunque come organizzazione didattica già da subito come decisione dell'istituto approvata poi dagli organi collegiali è stata fatta da subito la scelta di ridurre a rotazione il numero di ragazzi presenti a scuola, sviluppando la didattica digitale integrata in maniera sincrona o asincrona secondo anche il modello indicato dall'ufficio scolastico regionale. Un terzo dei ragazzi sono già a casa durante i giorni normali di lezione, eccezion fatta per le classi prime. Importante in ogni caso la riapertura delle scuole, conferma il dirigente. Era importante perlomeno provare a ritornare alla normalità. E ce l'abbiamo messa tutta. I ragazzi un po' alla volta si sono anche abituati a questo rispetto delle regole, che purtroppo però continuano a non seguire come dovrebbero fuori dalla scuola.